Nasce il governo Conte bis, oggi il Premier ha annunciato la lista dei ministri del nuovo esecutivo, dal nord-est il bellunese Federico D'Inca e il triestino Stefano Patuanelli, il trevigiano Fraccaro proposto come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Un matrimonio impossibile, durerà come una stella cadente, lo scetticismo del governatore Zaia che richiama l'esecutivo alle partite aperte con il Veneto, autonomia TAV pedemontana. È fuori pericolo la bambina veronese di 10 anni che aveva rischiato di morire dopo aver contratto il tetano perché non era vaccinata. Identificato e denunciato dai carabinieri l'uomo che venerdì scorso aveva avvicinato una giovane a Treviso aggredendola e fuggendo assieme ad un altro uomo, è un 36enne pakistano. Non si fermano le predazioni dei lupi nel bellunese, situazione fuori controllo secondo i residenti. Il prefetto di Belluno convoca un vertice per il prossimo 17 settembre. L'esperto di esplosivi del Ponte Morandi e l'Università di Padova insieme per far esplodere le ceppaie lasciate migliaia dal ciclone Vai e primi tentativi in corso sull'altopiano di Asiago. Li abbiamo seguiti. Record di ascolti per Antenna 3, la prima puntata della nuova stagione Ring è stata seguita da più di 110.000 spettatori, un dato che replica il record del telegiornale di Treviso visto da più di 112.000 persone. Buonasera e ben ritrovati in diretta con questa edizione regionale dell'informazione di Antenna 3. Dunque c'è il nuovo governo, in apertura dunque la politica con la nascita ufficiale del governo Conte bis. Oggi il Premier ha annunciato la lista dei ministri del nuovo esecutivo con un pezzo di nord-est al suo rientro. Domani, sempre il Premier Conte, ci sarà il giuramento alle 10. Allora sentiamo insieme i nomi dei ministri. Federico D'Inca, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento. Paola Pisano, alla quale sarà conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Fabiana Dadone, alla quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. Francesco Boccia, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie. Giuseppe Provenzano, al quale sarà conferito l'incarico per il Sud. Vincenzo Spadafora, al quale sarà conferito l'incarico per le politiche giovanili e lo sport. Elena Bonetti, alla quale sarà conferito l'incarico per le pari opportunità e la famiglia. Enzo Amendola, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari europei. Poi ancora sarò affiancato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti Paola De Micheli, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, Ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini, Ministro della Salute Roberto Speranza. Proporrò alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, Riccardo Fraccaro.
Dunque l'avete sentito, due ministri pentastellati del nord-est, dal Veneto, ecco lo vediamo, il bellunese Federico D'Incà ai rapporti con il Parlamento, il trevigiano Riccardo Fraccaro, già ministro per i rapporti con il Parlamento, verrà invece proposto come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. E da sottolineare poi per il Veneto, eccola, anche l'ex prefetto di Venezia Luciana Lamorgese, che assume la guida del Ministero dell'Interno. L'abbiamo visto prima, il triestino Stefano Patuanelli va a guidare lo sviluppo economico. Agli affari regionali siederà invece l'esponente del PD Francesco Boccia, sarà lui a dover curare la questione autonomia, un tema caldissimo in Veneto. La conferma viene dal governatore Luca Zaia, che si dice scettico sulla durata di questo governo e commenta: i 5 Stelle hanno bocciato 7 ministri del precedente esecutivo, è la prova del loro fallimento, dice. Vediamo. Penso che questo è un matrimonio che non ha nessuna affinità tra i coniugi, per cui immagino che sarà il tempo di una stella cadente. Giuseppe Conte sale al Colle, scioglie le riserve e dà il via al nuovo governo, e nello stesso momento da Palazzo Balbi Luca Zaia dà le carte al nuovo esecutivo. Matrimonio impossibile, secondo il governatore. Se lavoreranno durerà pochissimo, perché litigheranno subito, a meno che non facciano la politica la scelta di non far nulla per non litigare mai, ma a questo punto se ne accorgerebbero ancora di più i cittadini. Nel mirino c'è sempre l'autonomia bloccata. Adesso Zaia dovrà interagire non più con Erika Stefani, ma con Francesco Boccia, esponente del Partito Democratico e neo ministro degli affari regionali, dicitura dalla quale è stata tolta proprio la parola autonomia, presente nel precedente esecutivo. Il PD sappiamo già come la pensa, ha fatto un ricorso avanti la Corte Costituzionale per bloccare i veneti al referendum. Ricordo che ci hanno vietato la tessera elettorale, ci hanno obbligato a pagare i militari e i seggi, hanno mandato avanti altri 3 ricorsi altari, insomma ce n'è per tutti i gusti. Adesso vedremo quanto bravi sono, no? Dicono che faranno subito l'autonomia, faranno subito tutto, mi chiedo per quale motivo in 14 mesi Di Maio non l'abbia fatto con il nostro governo. E poi le altre cruciali partite aperte in Veneto. Rispetto ai grillini saremo proprio lì attenti a vedere quali saranno le decisioni sulla TAV del Veneto, e rispetto a tutto il tema delle infrastrutture penso e ricordo a tutti che abbiamo la pedemontana in piedi, e poi non ultimo è bene ricordare anche la grande partita delle Olimpiadi. Ricordo che i grillini ci hanno detto: le volete, ve le pagate. Adesso vedremo, visto e considerato che il PD faceva grandi battaglie per sostenere non solo noi ma anche e soprattutto il loro sindaco Sala su questa partita, vedremo se cambierà l'opinione rispetto alle Olimpiadi. Queste dunque le opinioni del governatore del Veneto Luca Zaia, ma vediamo insieme nel prossimo in servizio con le interviste quali le reazioni in seno al Consiglio regionale Veneto. La formazione del nuovo governo Conte e l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tengono inevitabilmente banco anche nel Consiglio regionale del Veneto, dove tra neoalleati c'è un'opinione comune: il nuovo esecutivo può lavorare bene. Le premesse sono positive, c'è un approccio diverso, e già questo è un segnale di novità e di positività, perché a fronte di problemi complessi non si può sempre fare una politica urlata, una campagna elettorale continua, occorre ponderazione, occorre un approccio che affronti la complessità delle cose. L'importante è che si riescano a fare i punti del programma, a rispondere alle esigenze dei cittadini veneti. Auspichiamo che l'autonomia arrivi in breve tempo, e tutta una serie di situazioni che devono essere definite. Questi sono i problemi del Paese, dei cittadini, che vanno risolti, non con nuove elezioni ma con un nuovo governo stabile che possa risolvere i problemi. Su quanto possa durare il governo Conte ha le idee chiare il capogruppo della Lega Nicola Finco. Ma sicuramente fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, perché si sono messi assieme solamente per la spartizione del potere, quindi la finalità è questa. 2 partiti politici che non hanno nulla in comune se non le poltrone. Non abbiamo mai sentito parlare in questi giorni di programmi, di idee, di riforme, di iniziative da portare avanti, se non una vergognosa spartizione del potere. Ma l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle potrebbe ripetersi anche a livello locale? Qui in Veneto, a livello quantomeno istituzionale, il rapporto è sempre stato positivo. Sulle questioni più importanti e che hanno caratterizzato la politica veneta c'è sempre
sempre stata una sostanziale consonanza e anche un lavoro comune a livello di Consiglio regionale. Credo che occorra continuare a parlarsi e a cercare di costruire qualcosa in prospettiva. Già prima con l'alleanza di governo con la Lega eravamo all'opposizione qui in Consiglio regionale a Zaia e continueremo a farlo oggi che il governo è con il Partito Democratico, chiaramente. Rimaniamo fedeli a quelli che sono i nostri valori e ideali. Solo civiche? Eventualmente solo civiche, su questo ci stiamo ragionando. L'eventuale alleanza tra PD e 5 Stelle in Veneto non preoccupa comunque il fronte leghista. Ma lo facciano pure, noi in Veneto non abbiamo alcun tipo di problema, abbiamo governato bene in questi anni, se loro vogliono suicidarsi facciano pure l'alleanza Movimento 5 Stelle e PD. E voi cosa ne pensate di questo nuovo governo? Siete soddisfatti o meno? E ancora, sulla tenuta di questo governo, secondo voi quanto durerà? Lo abbiamo chiesto proprio a voi, allora vediamo insieme cosa ci avete risposto. Secondo lei quanto durerà? Spero poco perché è un'alleanza del c***o. Tutto è possibile in politica, per cui sì, è data così. Questo è solo è una dittatura a tutti gli effetti. Io spero tanto, perché appunto è l'unica scelta che potevano fare. Non penso niente perché ormai ci sono sorprese tutti i giorni. È fiducioso o spera che cada? Io spero che cada. Che cada. Lei non è contenta? Assolutamente. Lei invece? Lasciamo perdere. Pure? È arrabbiata? No, arrabbiata no, ma schifata sì. Non durerà, ma neanche non faranno niente. Purtroppo. Questo governo chiaramente ci vorrebbe Nostradamus, però io credo che duri perché ci sono troppi interessi dai parlamentari e poi l'Europa e tutto quanto, quindi c'è buoni sponsor. Certo, la natura umana è fatta di stolti, magari io sono tra quelli, però se non fanno gli imbecilli dura. Sono contro Salvini per la sua arroganza e per questo fatto di incitare gli altri a detestare questi poveri disgraziati. Spero che duri, perché per il bene dell'Italia e basta, che si faccia la legislatura senz'altro, spero proprio. Di Maio penso che sia un po' messo in disparte, Renzi sta dietro, ma penso che il regista è stato lui. Bisognava andare alle elezioni, direi che è uno scambio proprio di figurine. Lo scambio di figurine perché l'alleanza di prima non aveva niente a che vedere con quella attuale e si sono messi assieme i due che si dicevano di tutto, che si insultavano tutti i giorni, sembra un po' poco coerente. Che Dio ce la mandi buona. Lasciamo quest'ampia pagina della politica nazionale in chiave anche territoriale, aprendo quella della cronaca. Andiamo nel Veronese, fuori pericolo, la bambina veronese di 10 anni che aveva rischiato di morire dopo aver contratto il tetano perché non era stata vaccinata. Lo ha confermato il professore Paolo Biban, direttore della pediatria a indirizzo critico dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Le condizioni della paziente, ha spiegato, sono migliorate ed è stata dimessa dalla terapia intensiva pediatrica e trasferita in un altro reparto, ma come era già stato anticipato quando il caso è emerso, il decorso è ancora lungo. E adesso ci spostiamo a Treviso, dove è stato denunciato l'uomo che il 30 agosto scorso aveva molestato sessualmente una donna di origine moldava che aspettava le amiche in pieno centro città. Vediamo. È stato denunciato in stato di libertà l'uomo che il 30 agosto scorso aveva molestato la badante moldava che in via dei Dall'Oro era in attesa con la bici di incontrare dei parenti. Si tratta di un pakistano con precedenti penali fermato dai carabinieri della stazione di Treviso. Grazie alla descrizione della donna e alle immagini di videosorveglianza che avevano immortalato l'uomo prima dell'aggressione, si è riuscito ad identificarlo. L'altra persona che era in sua compagnia invece risulta essere estraneo alle violenze, come poi ha confermato la stessa ragazza durante il riconoscimento avvenuto dai militari. I carabinieri hanno detto che non c'è la telecamera proprio vicino di là, hanno guardato loro. E invece io quando ho detto che loro sono entrati a Cona, loro hanno fatto per prendere dalle 7 fino alle 8 chi passava, chi usciva dal Cona, perché loro erano entrati a Cona.
Ancora sotto shock la donna, arrivata un anno fa a Treviso, non parla con nessuno, è chiusa in casa da quel venerdì pomeriggio, quando è stata avvicinata dal pakistano con la scusa di chiedere delle informazioni, cercando dopo di palpeggiarla. I parenti, preoccupati per il suo stato, hanno deciso di farsi aiutare da un medico. Ha paura di uscire da casa e andare a lavorare. Le parole della zia, che ha aiutato i carabinieri con una foto scattata con il suo cellulare ad uno dei due uomini durante le molestie. Secondo te si riprenderà da questa paura? Lo spero che di sì, anche vogliamo che si riprenda più presto per vedere in questa situazione. Mi dispiace, non va bene. Lei è venuta qui per tirare su i suoi figli. Di tornare a casa lei perde, diciamo, tutto. Lei non può tornare a casa, lei deve restare e tirare su i suoi figli, basta. Una vita spesa per i figli e a lavorare per mantenerli. Chi la conosce spera che non ritorni nel suo paese di origine, ma la figura di quell'uomo è ancora incisa nella mente della donna, una violenza morale prima di quella fisica. La cronaca adesso ci porta nel Bellunese, dove questa notte i lupi hanno attaccato nel centro di San Progno, una frazione sopra Amel, a Borgo Valbelluna. Un altro branco ha sbranato ovini al pascolo a Pieve di Limana e il prefetto di Belluno ha convocato un tavolo tecnico per il prossimo 17 settembre. Tutti in prefettura il 17 settembre, provincia, comuni, forze dell'ordine e polizia locale di Belluno siederanno al tavolo tecnico convocato a Palazzo dei Rettori per fare il punto sulle problematiche legate alla presenza del lupo in provincia. Allevatori e cittadini non vedevano l'ora che si prendesse in mano la situazione, letteralmente fuori controllo, perché è quasi un bollettino di guerra quello che quotidianamente vi stiamo riportando da settimane da Belluno, Limana e Melle, zone in cui si susseguono inquietanti ogni notte attacchi di lupo, sperando che siano solo questi i predatori responsabili della mattanza di asini e di ovini. L'ultima in ordine di tempo questa notte a San Progno di Melle. Paura perché ho bambine, sono qui a 10 metri da casa e hanno predato. E allora non è una cosa molto bella questa. E nessuno ne parla, è poco o niente, e tutto va bene così. Siamo a San Progno di Melle, una casa a bordo strada, l'ennesima predazione, 2 asini questa notte, qui nella casa di Christian Menel. Christian, ci fai vedere dove è successo il fatto? Sì. Qui ho trovato il primo sangue e poi questa mattina alle 5 li ho trovati lassù, tutti sbrandellati. E li hai dovuti sopprimere? Ho chiamato il veterinario e li ha soppressi. È la prima volta? Sì, la prima volta. Più lupi hanno colpito alle 4:30 una manciata di metri dalla casa in cui Christian Menel vive con la sua famiglia e una bambina piccola. Con Mauro andiamo a casa sua perché i lupi hanno attaccato proprio in centro paese, in mezzo alla strada. Che cosa è accaduto questa notte? Sì, andiamo a vedere. L'asino è stato attaccato qua sopra sul ciglio della strada e poi è stato azzannato e ferito più forte sulla strada qua così. Ma io gli asini qua non li tengo per profitto, perché gli asini non danno profitto, li tengo solamente per il decoro del paese. Quelli che stiamo vedendo adesso in questo momento sono suoi? Sono quelli che sono salvati, sì, però adesso cosa faccio io? Li devo rinchiudere, cosa faccio? Non posso più lasciarli qua perché mangiano anche i lupi, me li mangeranno, quindi non so cosa fare adesso. Non posso sostenere questi costi per tenere fuori i lupi che non servono a niente, i lupi, perché i lupi non servono a niente. Mauro, questa situazione come la possiamo definire? Ma secondo me è fuori controllo, ci sono troppi branchi di lupi che girano di qua e di là perché è fuori controllo secondo me. Adesso ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci rivediamo tra poco sempre in diretta. Eccoci ritornati in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Andiamo ad Auronzo di Cadore, non abbiamo chiamato noi il soccorso, quindi non pagheremo nessun conto. Così hanno dichiarato in un'intervista i 2 alpinisti spagnoli rimasti bloccati, lo ricorderete, sulle pareti delle 3 cime di Lavaredo, tratti in salvo dall'elicottero alla fine di un tira e molla durato 3 giorni fra richieste di aiuto ed improvvisi rifiuti di ricevere soccorso. Un conto a dir poco salato. In
intorno ai 10.000 e se non più di euro, che la coppia di rocciatori di Barcellona però non vuole pagare, perché secondo la loro versione non hanno mai chiamato il soccorso, si erano semplicemente fermati per il maltempo e stavano scendendo da soli. A loro risponde direttamente il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Sentiamo. Io sono convinto che approfondiremo tutta questa vicenda, sono convinto che comunque un elicottero che si alza 3 volte per andare a dare soccorso non è solo una spesa ma anche una messa a repentaglio della sicurezza dei nostri cittadini, di coloro che comunque fanno soccorso alpino, e sentir dire che ad ogni andata venivano richieste informazioni addirittura, adesso prendo atto che gli spagnoli dicono di non aver mai chiamato l'elicottero, vedremo di capire chi l'ha chiamato l'elicottero, ma per quel che mi riguarda il conto va pagato. E nubi fosche sembrano addentrarsi sul futuro di Wimbao ACC di Mel, poco meno di 5 anni dall'ingresso trionfale del colosso cinese che su ACC aveva scommesso per il rilancio e il salvataggio del polo industriale che è specializzato nel settore dei compressori per la refrigerazione domestica. E invece lo scorso anno la batosta sono arrivati i primi 90 licenziamenti e ora sulle teste dei 294 lavoratori rimasti pende un nuovo incubo. L'azienda non ha ancora presentato il piano industriale promesso, che prevedeva investimenti per oltre 50 milioni di euro, e le RSU sono sul piede di guerra. Un incontro ufficiale in agenda per il prossimo 12 settembre, subito dopo o prima, a seconda di come evolverà la situazione, saranno organizzate le assemblee con i lavoratori. La mobilitazione è generale anche ai massimi livelli istituzionali, tutti trincerati dietro al silenzio imposto dalla delicatezza del momento. Adesso l'esperto di esplosivi del Ponte Morandi e l'Università di Padova insieme per far esplodere le ceppaie lasciate a migliaia dal ciclone Vaia. I primi tentativi in corso sull'altopiano di Asiago e li abbiamo seguiti a Roana. Vediamoli. Uno dei grandi problemi di Vaia, forse il più grande, è il fatto che ci sono migliaia e migliaia di alberi che hanno lasciato i ceppi. Togliere un ceppo è un'impresa estremamente complicata, lo puoi fare con pale meccaniche, ma lo devi fare appunto migliaia di volte, anche perché guardate qui, questi sono ad esempio i ceppi quando vengono ribaltati con le radici al sole. Insomma è un lavoro improbo, tant'è che si cerca a questo punto di utilizzare gli esplosivi e di farlo con i maggiori esperti possibili in Italia. Sono decine di migliaia le ceppaie da rimuovere, un'impresa di un decennio, ammesso che si riesca. Un tentativo è quello di rimuoverle con il contributo di esplosioni controllate, grazie anche all'esperienza di Danilo Coppel, il grande esperto di esplosivi che ha lavorato per il Ponte Morandi. Per questi interventi normalmente si utilizzano 2 tecniche. Una è quella classica di forare con una perforatrice, con un trapanone, e inserire parti di candelotto di dinamite. Questa è la dinamite. L'altra tecnica è quella di usare la miccia detonante, questa è una corda esplosiva, si fa un certo numero di giri intorno all'albero in base al suo diametro e si ottiene un effetto di taglio. La difficoltà è quella di lavorare su qualcosa di inedito e si procede con grande attenzione, un tentativo dopo l'altro, perché per i 41.000 ettari abbattuti da Vaia c'è molto da fare. 3-4 cariche per ogni ceppo, anche per guardare i risultati e poi andare a modificare la densità di caricamento, quindi con più o meno esplosivo. In questo caso è stata usata mezza cartuccia, la cartuccia è una cartuccia 26x200 di dinamite che pesa 152 grammi, quindi siamo a circa 75 grammi di esplosivo, di alto esplosivo detonante. La prova consiste nella prima in una ceppa, un ceppaio praticamente che è ancora ancorato al suolo. In questo caso qua l'albero è stato divelto dal vento, però poi è stato tagliato in un secondo momento per un discorso di sicurezza. Abbiamo inserito una serie di fori che ci ha richiesto praticamente Danilo. Vuole farmi vedere? Sono praticamente a croce, uno è di qua, uno di là e uno di qua, e poi vengono caricate e fatte esplodere. Lo scopo non è quello di polverizzarli, ma di dividerli in 3 e poi rimuoverli, un'azione molto tecnica, supervisionata dal professor Cavalli, direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali al BO.
Procede per gradi, soprattutto con le dosi dell'esplosivo, partendo da cariche di piccola entità e adesso aumentando in relazione agli effetti che queste determinano, e quindi per ottenere poi il risultato voluto, che sarà quello di spaccare la ceppaia. Praticamente, in termini pratici, voi adesso trovate la ricetta per disarcionare e spaccare completamente questi ceppi, dopodiché l'applicate con un protocollo, vi inventate un protocollo? Sì, lo stiamo costruendo passo passo, proprio come ha detto lei, stiamo realizzando la ricetta in termini di peso di esplosivo e di collocazione dell'esplosivo. Ecco, naturalmente uno dei problemi è verificare con attenzione se ci sono reperti bellici per non fare scoppiare granate inesplose. Basta guardarsi in giro, d'altronde questo è un pezzo di stufa dei soldati della Prima Guerra Mondiale, e questo naturalmente è il più conosciuto di tutti dei reperti, ovvero il filo spinato, perché è qui, è dopo un secolo e un anno dalla fine della guerra, si ritorna a sentire le esplosioni della dinamite. Nuovo record di ascolti per la nostra emittente, per Antenna 3, già emittente leader in tutto il nord-est, confermando così il proprio primato. È stata una giornata straordinaria quella di lunedì per il palinsesto della nostra TV, con la nuova stagione di Ring sul tema della crisi di governo. La rivoluzione di Zai è stata seguita da più di 110.000 di voi telespettatori, una partenza con il botto per il talk show politico, un dato che replica il dato del telegiornale di Treviso, visto da più di 112.000 persone, l'ottimo risultato di 2010 con un pubblico di oltre 40.000 telespettatori. Inizia alla grande dunque la stagione di Antenna 3, in attesa di nuovi programmi che si aggiungeranno al palinsesto nella prossima settimana. Grazie da parte nostra a voi che ogni giorno ci seguite davvero con grande fedeltà. Lo dico ad Antenna, lo spazio a proposito dedicato proprio a voi telespettatori, telefonateci segnalandoci i disagi, interverremo, sms e whatsapp al 351 17 55 340, mail a redazione @antenna3.it, telefoni segreteria allo 0422 02 30 898. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, questa sera interverranno Simonetta Rubinato di Veneto Vivo e Alessandro Manera della Lega, assessore all'ambiente del Comune di Treviso. È tutto per questa edizione regionale, vi lascio e ci salutiamo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Il tempo si mantiene buono sul nostro territorio, salvo per l'ormai consueta variabilità sui monti. Ma vediamo insieme il dettaglio di giovedì 5 settembre. Sul Veneto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Come detto, sui rilievi al pomeriggio potrebbe annuvolarsi e non si escludono anche degli acquazzoni. In pianura invece resterà asciutto e stabile. Clima gradevole, più fresco, con temperature minime tra i 12 e i 18 gradi, valori massimi tra i 27 e i 30 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata di sole su tutte le province. Saranno possibili soltanto occasionali piovaschi sui confini alpini. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 30 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove inizialmente sarà soleggiato, poi tenderà a coprirsi anche con qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime sui 15 gradi, massime tra i 26 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.